Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla Live Splash per le risposte al vostro maretto veneziano. Visto che abbiamo spazio, vorrei rispondere ad alcune amicizie che mi hanno chiesto di fare pulizie, no? Cosa sono le pulizie radioniche a distanza da 100 euro che fa il decano maretto veneziano. Ma la cosa che altre persone mi hanno chiesto è se si poteva pulire il sé superiore, perché aveva sentito da, come si suol dire, altri divulgatori che bisognava pulire il sé superiore, contattare il sé superiore e quant'altro. Allora, il vostro marito vi vuole tranquillizzare: il sé superiore nessuno lo può pulire, proprio perché rappresenta l'ultima cosa che la mente umana potrebbe raggiungere come, in un certo senso, come idea, no? Oltre la mente umana non può arrivare, e quindi il sé superiore non lo può proprio pulire nessuno. Se qualcuno vi ha detto che vi porta a parlare col sé superiore, vi fa conoscere il sé superiore come se fosse l'amico del bar o il soci o il piazzista, lasciate stare, perché il sé superiore rappresenta la Keter, l'Enso, cioè l'infinito, no? E quindi non lo si può pulire. Si può tranquillamente pulire a livello radionico tutte le spurie che sono nei nostri pensieri, che ci hanno costruito a livello vibrazionale con tante altre cose, tipo appunto fatture, controfatture, autofatture, campi magnetici, vibrazionali, campi astrali, campi eterici, insomma, tutte queste cose che l'uomo ha fatto nei vari millenni. Saluto la Lia e saluto Blue Moon, grazie di esservi aggiunti in questa live. Quindi quando sentite che qualcuno vi vuole far conoscere il sé superiore, o tramite meditazioni, o vi vuole far pulire il sé superiore con dei circuiti e robe del genere, lasciate stare, perché il sé superiore è come dire che io vi porto a pulire Dio, no? Cioè va bene tutto, va bene che Marietto qualcosina sa fare, ma a quei livelli, insomma, bisogna proprio essere un po', come si suol dire, avventurosi, no? È un pensiero avventuroso questo, no? È un, come si dice, un viaggio intellettuale oltre misura, no? Quindi nessuno, lo ripeto, nessuno può fare in modo che qualcuno possa pulire il sé superiore di una persona, perché il sé superiore non è altro che alla fine il ritorno a casa dei cabalisti, la Keter, no? Quindi prima di riuscire ad arrivare lì, poi anche già avere l'arroganza di dire ti porto a conoscere, a pulire sé superiore, è già detto tutto. Quindi lasciamo stare questa cosa qui. Le pulizie radioniche puliscono a distanza, ve l'ho detto, per 100 euro più o meno 45 punti fra fatture, magia nera, malocchio, karma. Cerca di fare il possibile. Chiaramente la radionica non è padre eterno, ma già dà dei contributi importanti, no? Mi ricordo io, come vi ho detto nelle altre pillole, quando al pomeriggio, perché le faccio sempre quando la gente dorme, praticamente quando al pomeriggio devo recuperare l'energia che ho usato per utilizzare il pendolino. Poi un'altra cosa che molti mi chiedono, se in questo periodo si possono usare degli integratori. Io consiglio 2 integratori classici che potete trovare in farmacia o online. La vitamina C, vedete? Questa, no? Che si può trovare su puritan.com o anche dal vostro farmacista, e poi questo integratore che qui non c'è scritto che serve per le congiunture delle ossa, ma è qualcosa di veramente eccezionale. E poi alla sera prima di dormire o la melatonina radionica che Ruggero Moretto nel 2005, grandissimo radiestesista a livello mondiale, che è italiano, tutti ce lo invidiano, no? Ha dato gratuitamente questo circuito, oppure vi comprate la melatonina al supermercato, la vendono anche al Lidl o in farmacia, vi fate consigliare dal vostro farmacista. Questi quindi sono 2 best buy per le persone, scusate, per le persone che vogliono generalmente almeno 1 grammo al giorno come minimo, da 1 a 3 grammi, no, male non fanno, accompagnato dall'MSM, che praticamente è qualcosa di veramente eccezionale. Oltre a mettere a posto il cartilagine delle ginocchia, fa un sacco di altre operazioni a livello cellulare che rinforzano il fisico, il sistema immunitario e quant'altro. Poi alcuni ancora mi chiedono, ad esempio, dei rituali propiziatori. I rituali propiziatori quando si fanno, perché si fanno?
come ha sempre detto Marietto, al di là del sé superiore, che chiaramente non vogliamo pulire Dio, non vogliamo metterci in contatto con Dio, perché Dio è già dappertutto, a destra e a sinistra, quindi non c'è bisogno di fare qualcosa per Dio, no? Ma sarà per Lui che farà qualcosa per noi, se vuole. I rituali propiziatori sono dei meccanismi, se possiamo chiamarli, delle operazioni ritualistiche magiche, no? Che di magico in fondo esiste solo la parola, però in realtà sono mezzi per raggiungere delle forme di energia che possono aiutare le persone ad avere una vita migliore, di qualità più interessante, più vicine alla possibilità di ritornare alla quiete. Quindi tutti i rituali propiziatori che leggete, il rituale di Venere, il rituale di Marte, il rituale di Giove, sono dei riti propiziatori che aiutano le persone, che chiaramente più alte sono a livello spirituale, più riescono a vedere il loro cammino, a raggiungere determinati scopi. Certo che si può avere anche un rito propiziatorio per cercare la propria anima gemella, certo si può avere un rito propiziatorio per allontanare gente noiosa, chiaramente oppure per far andare avanti un'attività in modo che sia sempre in un certo senso performante. Quindi capite che amici, i riti propiziatori chiaramente hanno anche dei costi, perché bisogna farli con determinati materiali, in determinate ore giornaliere, in determinati periodi annuali, mensili e quant'altro. No? E poi è chiaro che sta nella forza del, come si dice, ritualista, praticamente del mago. Ciao Antonio, grazie di essere venuto. Come si dice, a influenzare queste forze per fare in modo che arrivino a un certo livello e vedono la vostra richiesta, no? Perché il mago praticamente fa da ambasciatore, fa da portatore verso queste forze planetarie, forze chiamiamole forze planetarie, in fondo sono sempre forze, no? Che lo chiamate Arcangelo Gabriele o Pinco Pallo o Plutone, alla fine sono sempre forze, no? È una questione di mettersi d'accordo. Quindi questi riti funzionano, questi riti funzionano sempre, anche perché dal momento che se li lanciate nel modo giusto, con l'attrezzatura giusta, alla fine avranno il loro tempo, perché poi ci sono delle variabili che riescono sempre a capire, no? Ad esempio alcune persone quando vengono a farsi fare dei lavori partono con un'idea di un progetto, no? Proprio perché sono un po' limitati dalla visione di quello che si può raggiungere, poi strada facendo il progetto cambia e acquisisce nuove dinamiche, nuovi sviluppi, e quindi la persona vede che può osare di più, chiedere di più, raggiungere di più, avere di più, e quindi chiaramente ciao Rosselle. Allora, e quindi è chiaro che, come si suol dire, le persone praticamente possono andare sempre a migliorarsi, no? Con questi riti operativi propositivi, che però hanno dei costi. Bisogna sempre sapere che hanno dei costi, perché chiaramente bisogna lavorare in determinate ore, avere certi, come si suol dire, avere certe materiali che non sono facili da reperire e avere certe conoscenze che non vengono dette chiaramente nei libri che si comprano, ma vengono tramandati da, come si dice, un maestro discepolo. No? Queste sono cose che praticamente strada facendo. Il problema cos'è? Il problema è che molte persone quando si avvicinano agli esoteristi, prima di tutto hanno una grande confusione, perché pensano che tutti siano uguali, tutti abbiano tempo da perdere. I social hanno dato una mano importantissima a dare un'idea che esiste l'esoterismo, perché con pochi clic di mouse una persona può attingere a tante belle informazioni. Il problema è che poi cosa è successo? È successo che molte persone che non avevano le qualità, le competenze si sono riciclati, magari facevano i venditori di auto o facevano qualche cos'altro, e a un certo punto hanno visto che fare abracadabra funzionava, soprattutto verso determinate persone. E allora sul web si trova spesso e volentieri delle persone che dicono le cose come stanno in teoria, ma in pratica poi non hanno le competenze per poterle portare avanti, e si trova a un certo punto tanta gente che predica, ma poi quando viene il momento di operare, a parte se riescono a farsi pagare, chiaramente non operano, o se operano con materiale scadente,
perché fondamentalmente il materiale è molto importante, gli incensi giusti, le candele giuste, tutto quello che fa parte del corpus del tempio magico del mago è importante. Quindi capita spesso e volentieri di leggere anche o sentire dei video di persone che alcune volte starnazzano cose molto importanti, predicano, ma non hanno, come si suol dire, la competenza di capire cosa stanno facendo, cioè praticamente fanno un copia e incolla, no? E questo ha fatto in modo che alcune persone dicessero ad esempio che un rito operativo ha un prezzo tot, no? Una volta mi ha contattato una persona che diceva quella persona per un prezzo irrisorio mi fa questo rito. Allora, chissà cosa voleva dire quel rito lì, solo una candela costava il tempo, l'ora, la consacrazione solo della candela costava tutto il rito. E allora capite che quella persona il rito o lo faceva male o non lo faceva oppure non sapeva cosa stava facendo. Quindi capite che molte volte i social hanno allargato la possibilità a tante persone di cercare un aiuto, ma hanno in un certo senso impoverito la conoscenza di tante persone che, come si dice, cicale dietro la luce corrono verso queste persone che, capite, tentano di scimmiottare un mago, diciamo così, no? E quindi cosa succede? Succede che la qualità poi si impoverisce, le persone a un certo punto pensano che tutto sia dovuto. A me alcune volte, 6-7 anni fa, mi contattavano persone che, come si suol dire, era buffo, 6-7 anni fa, ma anche 8, no? Un giorno, ma più spesso, mi contattavano le persone, mi dicevano guarda, è scappato mio marito, la mia fidanzata, viceversa, l'uomo mi contattava, sto parlando delle prime volte che davo uno sguardo sui social, e se, come si suol dire, me lo fai tornare. Queste persone avevano distrutto tutta la vita praticamente perché il marito era corso via con Pinco Pallino, la bionda di turno, si può dire. Io li guardavo e dicevo, vabbè, però sono dei costi operativi, proprio costi materiali, della qualità del materiale, perché uno può accendere una candela al supermercato di 2 euro e uno può accendere una candela che ha consacrato, speso magari un mese a aspettare che la luna buona, gli influssi planetari buoni lavorassero sulla candela. E capite che sono due cose differenti, no? È come cercare di andare a fare la Parigi-Dakar, uno in bicicletta e l'altro con una macchina professionale, no? E spiegavo che c'erano dei costi. Questi purtroppo erano andati nei social e avevano preso le informazioni che avevano preso, cioè gente che salta in banca destra e sinistra, pone le mani colorate, angeli colorati destra e sinistra, voleva che lo facessi gratis. Gli spiegavo, ma guarda signora che fondamentalmente non c'è niente di gratis, primo, e poi non è che io posso permettermi di mettere a posto la sua vita che ha distrutto e che costerà 200.000 euro solamente gratis, e chiaramente tutto il materiale che uso e il tempo che si usa, e sto parlando di 7-8 anni fa, e anche di più, chiaramente ha dei costi, perché è normale, no? Se voi, poi il fatto di uno dice ma non mi garantisce che funziona, al di là che molti che hanno, come si dice, chiamato il marietto, hanno avuto dei risultati, no? Ma questo è ininfluente. Poi quando andate da un avvocato non mi può garantire al 100% che la causa vincerà, o se andate da un chirurgo a farvi operare, anzi in alcuni stati fanno firmare una clausola che se lui sbaglia se ne lava le mani. Capite? Oppure da un architetto che vi costruisce una casa non può garantire al 100% che la casa non crollerà mai, no? Però è chiaro che si fa sempre il proprio meglio per raggiungere l'obiettivo desiderato. I liberi professionisti lavorano così. Oppure che un imbianchino non vi può garantire che se sotto il muro ci sarà dell'umidità, la vernice non si scrosterà mai. Questo è indubbio, no? Che il mondo è fatto così. Però è chiaro che più il mago, l'operatore, non è famoso, ma è bravo, che è differente, perché ci sono certe persone che hanno fatto tantissima pubblicità e fondamentalmente poi quando si mette in opera sono uguali agli altri, perché le operazioni di un certo livello sono tutte uguali. Poi è chiaro che a differenza della qualità animica, delle competenze, ad esempio, io conosco maghi che hanno
lavorato 30 anni per avere un tempio come si deve, cioè questo tempio è una stanza che se uno ci passa vicino non sa che cos'è, ma nella realtà è un tempio dove questi geni, queste forze scendono, no? O lui sale a differenza, e le operazioni funzionano, capite? Perché c'è dietro 30 anni. Certamente non è che va nei social a dire gratis faccio queste operazioni, da lui vanno multinazionali, vanno avvocati, studi di farmacie, cioè vanno tutte quelle strutture che sanno che a colpo sicuro molto probabilmente un risultato propositivo ci sarà e si fanno fare riti propiziatori e quant'altro. E quindi voglio partire da dove sono partito. Quando qualcuno vi viene a dire che vi pulisce il sé superiore con i circuiti, con la radionica, lasciate stare, perché il sé superiore è praticamente quello che nella Kabbalah è la Keter, nei cattolici è il Padre Eterno. Capite? Quindi non venite a dirmi perché quella là dell'Est dice che mi fa parlare col sé superiore, mi pulisce il sé superiore, perché quelle cose lì sono un po' da baracconate, un po' da fantascienza e anche da mancanza di conoscenza. E detto questo, penso che per il momento ho detto tutto, ho risposto a queste amicizie che mi hanno fatto queste domande. Vorrei anche dirvi che questa sera alle 21 c'è Marietto Veneziano e Ildegada che rispondono con le sibille gratuite nel canale YouTube di Ildegada, nel canale YouTube di Marietto Veneziano e nei migliori social, per cui anche quello di Laura Ciofini e Paola Cherini. Bene cari amici, grazie di avermi seguito e a questa sera alle 21, mi raccomando, non mancate nel canale